Abbiamo colto l'occasione della presenza montagnana del Ministro del Welfare, onorevole Maurizio Sacconi, per fare assieme a lui qualche considerazione sulla situazione economica in generale e del Veneto in particolare. Situazione riferita anche al piano occupazionale, che è quello che più riguarda il suo Ministero. Come giudica le aiuti messe in campo recentemente dal suo collega Tremonti? Funzionale? La manovra dei giorni scorsi è molto importante perché vuole, in un quadro di stabilità dei conti pubblici che è, come ci insegna la Grecia in queste ore, la prima condizione per vivere, in questo contesto di stabilità vuole accelerare lo sviluppo. Accelerare lo sviluppo significa accelerare le opere pubbliche che infrastrutturano il Paese. Ci sono misure molto importanti per fluidificare quei tempi terribilmente lunghi che spesso caratterizzano la realizzazione di un'opera. Per accelerare il piano casa che viene anche alimentato nella parte di edilizia sociale da uno specifico finanziamento, ma più in generale quel piano casa che deve finalmente consentire alle famiglie di poter fare quell'allargamento che consenta alla famiglia stessa poi di allargarsi con la casa. Può favorire anche l'occupazione? È certo che, quando dice sempre Berlusconi quel vecchio detto, quando l'edilizia va tutto va. E non dimentichiamo peraltro che il pacchetto è molto più ambizioso, contiene il sostegno alla ricerca, a quella ricerca che le aziende possono realizzare con l'università, con i centri che alla ricerca si dedicano, che nel pacchetto ci sono misure di robusta semplificazione amministrativa, con particolare riguardo agli adempimenti fiscali, agli adempimenti della privacy, a tutti quegli adempimenti che infrenano, mortificano spesso la vita della nostra impresa. E c'è in questo pacchetto un'attenzione doverosa al lavoro, non solo il lavoro come conseguenza di tutto l'insieme, ma anche come oggetto di misure specifiche come la riforma dell'apprendistato, che deve diventare il modo con il quale i giovani entrano nel mercato del lavoro. La nostra regione ha possibilità di riprendersi? La regione è già diciamo a macchia di leopardo, nel senso che ci sono molti segnali di vitalità e molti segnali di crisi, di trasformazione, di razionalizzazione. In questo contesto noi dobbiamo fare leva sulle cose che vanno bene e affrontare quelle più difficili. Io gestisco direttamente molte situazioni critiche, ho seguito il salvataggio dell'agrimeca di Rovigo, che adesso riparte con un nuovo imprenditore padovano. Ho gestito la continuità industriale della vecchia Gatorade, il salvataggio del centro di ricerca della Glaxo a Verona, piuttosto che molte altre situazioni che per lo più siamo riusciti a far ripartire, perché c'è un cambiamento di pelle, non è crisi solo, è cambiamento. E insieme a queste situazioni critiche ce ne sono molte che però sono caratterizzate da pura vitalità, perché sono capaci di raggiungere i consumatori emergenti là dove sono. La nostra è una zona che soffre molto la crisi, soprattutto dal punto di vista occupazionale. Cosa pensa? Tutto il territorio nazionale, ove più ove meno ovviamente. Penso che noi abbiamo e continuiamo protetto e continuiamo a proteggere il reddito di coloro che sono costretti all'inattività. Lo proteggiamo con gli ammortizzatori sociali, ma anche con investimenti nelle competenze. Questo vale ancor più per i più giovani, che spesso sono vittime del disastro educativo e hanno bisogno di integrare apprendimento e lavoro e riscoprire il lavoro come parte del processo di formazione e di educazione della persona. Sono valori della nostra terra e con questi valori noi possiamo darci un nuovo futuro di benessere. Si può dire che la crisi è ancora da superare, ma abbiamo le possibilità, grazie alla nostra creatività e tenacia, soprattutto nel Veneto, di risalire la china.